carabiniere, ma lei se ne accorge, gli strappa il marsupio con dentro droga e documenti di identità, arrestato a Bologna dalla Polfer, un 26enne. Oltrepassa le casse del supermercato senza pagare la merce, fermato dagli agenti della vigilanza, estrae un coltello e minaccia con lo spray al peperoncino, arrestato un 55enne senza fissa dimora, è accaduto a Marghera. Crollano dei calcinacci dal controsoffitto del sottoportico ed escono portafogli vuoti e documenti, scovato nascondiglio dei borseggiatori vicino a Rialto. La denuncia di Monica Poli, pickpocket sempre più numerosi in città e sempre più uomini. Diverso a pancia in giù nell'acqua bassa, i bagnini si precipitano a soccorrerlo, lunghi ma inutili tentativi di rianimarlo. L'anziano non è ancora stato identificato, indaga la Capitaneria di Porto. Decine di persone si sono radunate a Pellestrina, a Caromani, in presidio di protesta contro la costruzione di 77 villette ad uso turistico. Traffico da bollino nero domani in A4 sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con oltre 200.000 transiti previsti verso le località balneari. Attivata una task force di oltre 300 operatori, pronte safety car. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con la vicenda di un'anziana truffata, ma lei se n'è accorta ed è riuscita a rubare al malvivente il borsello con dentro droga e documenti di identità. L'uomo è stato arrestato a Bologna dalla Polfer. Si è presentato alla porta fingendosi un carabiniere. Con un raggiro ben studiato è riuscito a convincere l'anziana a consegnargli i propri gioielli, sostenendo che fossero il provento di un furto in una gioielleria. Solo dopo aver affidato i preziosi al giovane, la donna ha capito di essere stata truffata e ha tentato di fermarlo mentre fuggiva con l'oro e i gioielli consegnati poco prima ancora in mano. Ne è nata una colluttazione. L'anziana in questa è riuscita a strappare il marsupio al truffatore. All'interno ha trovato dosi di droga, tra cui hashish e marijuana, e i documenti d'identità del giovane di 26 anni, non residente nel veneziano ma nel sud Italia. Una volta rincasata, la signora ha allertato le forze dell'ordine. La squadra volante di Venezia ha diffuso inoltre la notizia del giovane in fuga alla polizia ferroviaria, fornendo la descrizione fisica del ragazzo e i suoi dati identificativi. Il 26enne è stato rintracciato poche ore più tardi alla stazione di Bologna, trovato ancora in possesso della refurtiva che è stata riconosciuta e restituita alla vittima. Il 26enne è stato arrestato. Momenti di tensione nel pomeriggio del 4 di agosto in un supermercato a Marghera, dove un uomo di 55 anni, italiano e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina impropria. L'uomo, dopo aver oltrepassato le casse senza pagare alcuni generi alimentari prelevati dagli scaffali, è stato fermato da un addetto alla vigilanza. A quel punto la situazione è degenerata. Nel tentativo di fuggire avrebbe spintonato e minacciato il vigilante, estraendo anche un coltello a lama richiudibile, mostrando una bomboletta spray al peperoncino. Determinante il rapido intervento dei carabinieri della stazione di Marcona, che sono riusciti a bloccare il presunto responsabile e a recuperare l'intera refurtiva, poi restituita al supermercato. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. E restiamo in centro storico a Venezia, dove un controsoffitto utilizzato come magazzino di portafogli e documenti rubati dai borseggiatori è stato scoperto nelle ultime ore. La denuncia della consigliera Monica Poli. Sentiamo. Aveva notato dei calcinacci a terra lungo il sottoportico Tintorra, a pochi passi da Campo San Bortolo, salvo poi notare che il controsoffitto presentava dei grossi danni. Un residente di Corte dei Tintorra ha così allertato la polizia locale, che con l'aiuto dei vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l'area e ripristinare il sottoportico. È lì che, insieme ai calcinacci, le forze dell'ordine hanno trovato tessere, documenti e portafogli vuoti, molto probabilmente la collezione del bottino dei borseggiatori che girano per il centro
centro storico. Avevamo già scovato un nascondiglio in zona del Giglio, uno in campo San Filippo e Giacomo dietro i bagni, ma ce ne sono molti altri. Non è semplice, loro li gettano, il primo buco che trovano loro li gettano, e questo è stato un altro dei loro nascondigli. Saranno ora le indagini a chiarire da quanto tempo quel nascondiglio venisse utilizzato e se possa essere ricollegato a borseggi recenti avvenuti in centro storico. Intanto, proprio sul fronte dei borseggi, Venezia ha visto nell'ultimo periodo un cambiamento delle dinamiche e dei volti. In questo momento ci sono molti uomini, nuovi arrivi, insospettabili, ci sono anche degli incensurati in mezzo, tutti provenienti dalla Romania. Si sono un po' scambiati, diciamo, i territori. Quelli che erano qui ora operano a Firenze e molti sono arrivati nuovi per operare qui. E purtroppo la situazione è drammatica. Solo nelle scorse ore sono stati individuati 8 borseggiatori, di cui una donna tratta in arresto appena 3 giorni fa e che è stata vista immortalata a girare nel centro storico insieme a 2 uomini al momento incensurati. Cresce la frustrazione tra cittadini e turisti. Il motivo, secondo me, è che queste sono, come sappiamo benissimo, organizzazioni criminali e devono essere trattate come organizzazioni criminali quando si fa una sentenza, non il caso singolo. Ci devono spiegare il perché questi borseggiatori, per loro le leggi non esistono. Non esistono. Ci spieghino il motivo perché sono sempre liberi di rubare. Ennesima tragedia del mare, questa volta a Sottomarina. Stamane nei pressi del bagno Clodia un anziano è stato avvistato dai bagnini a pancia in giù nell'acqua bassa e non rispondeva alle sollecitazioni. 4 i bagnini intervenuti prontamente grazie al ponte radio tra le torrette. Una volta recuperato l'anziano l'hanno portato a riva e hanno tentato a lungo di rianimarlo in attesa dell'arrivo dei sanitari. Una volta sul posto però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Difficile ancora dare un nome alla vittima, con sé infatti non portava alcun effetto personale. I militari della Guardia Costiera Clodiense infatti non hanno trovato sull'arenile alcun effetto personale o documento, ne sono arrivate segnalazioni di persone scomparse. Si tratta di un uomo che potrebbe avere tra i 60 e i 70 anni, da chiarire anche le cause del decesso, se siano collegate all'annegamento o a un malore indipendentemente dal bagno. La salma è stata portata all'obitorio di Chioggia, intanto indaga la Capitaneria di Porto. Ed ora andiamo a Caroman, sull'isola di Pellestrina, dove decine di persone si sono radunate in protesta oggi pomeriggio per manifestare appunto contro la costruzione di 77 villette ad uso turistico. Abbiamo in collegamento il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, a te, buonasera. Sì, buonasera Marta, buonasera a te, ai nostri telespettatori di Antenna 3. Dicevi giustamente, la protesta è ancora in corso, si stanno susseguendo gli interventi dei promotori della mobilitazione, sono centinaia le persone, si calcola più o meno 500 al momento, ma stanno arrivando, sono arrivati alle 17:30 addirittura 3 autobus della CTV, dell'azienda di trasporto pubblico locale, pieni di manifestanti. Una mobilitazione che vuole dire no a un nuovo insediamento che dovrebbe nascere con 77 nuove villette all'interno o comunque al confine dell'oasi di Caroman a Pellestrina. La mobilitazione chiede che l'iter urbanistico venga rivisto, anche se ad onor del vero bisogna dirlo subito, ormai il progetto dal punto di vista urbanistico ha ottenuto tutti i permessi, è stato un iter questo molto travagliato, un percorso iniziato addirittura nel 2012 durante la giunta Aussoni, che dunque ha attraversato 4 giunte ormai e che proprio in queste settimane sembra che possa vedere il suo compimento. Non deve più passare il progetto per il Consiglio Comunale, ma sarà sufficiente o il silenzio assenso o un parere della Giunta, ed è questo il motivo che ha portato soprattutto i residenti, i gruppi degli ambientalisti invece a voler dire di no a questo insediamento che
la proprietà, i proponenti invece difendono a spada tratta, quindi ci sono due posizioni diametralmente contrapposte. Chi è promotore dell'intervento, che dice di avere tutti i permessi in regola e quindi che vuole far partire il cantiere, e i residenti invece che non vedono di buon occhio questo investimento, un cantiere di circa 40 milioni di euro quando partirà. Ma la mobilitazione sembra essere solo le battute iniziali, perché proprio in questi minuti si sta discutendo, si sta affrontando il problema di voler creare un presidio permanente, che quindi, se i cittadini avranno le forze, nel loro intendimento dovrebbe poter bloccare o rallentare i lavori. Intanto la mobilitazione è importante, c'è la polizia locale, tutto, dobbiamo dirlo, comunque si sta svolgendo in perfetto ordine, senza nessun problema di ordine pubblico, ma la manifestazione è comunque una manifestazione importante di cittadini, che ha visto anche la regione intervenire attraverso, per esempio, tra gli altri della consigliera regionale Elena Ostanen, che ha chiesto che la regione faccia un sopralluogo tecnico. Quello che avverrà prossimamente, nei prossimi giorni, ovviamente non lo sappiamo. Il progetto è controverso e ci sono due posizioni diametralmente opposte, una che chiede che il progetto venga rivisto e quindi che i lavori non partono, e i proponenti invece che vogliono assolutamente dare via a questo investimento che attendono. Ecco Lorenzo, grazie. Allora, quindi un progetto controverso, la manifestazione lo vediamo è ancora in corso ed è particolarmente partecipata. Grazie intanto e buon lavoro. Noi restiamo a Pellestrina, dove questa mattina è stato dato l'ultimo saluto a Johnny Vido, il pescatore morto lo scorso 23 luglio dopo la collisione contro la diga di Caromana. Ancora nessuno è indagato, ma gli accertamenti giudiziari proseguono. Una folla commossa e silenziosa con tanti amici ha voluto accompagnare i familiari e il feretro di Johnny Vido dall'uscita della chiesa di Ognissanti a Pellestrina fino al cimitero, quasi a voler prolungare così l'ultimo saluto e abbraccio all'amico tragicamente scomparso. Mentre proseguono a tutto campo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente nautico mortale ancora poco chiara, che è costato la vita al 43enne pescatore di Pellestrina mentre stava rientrando in barchino da Chioggia insieme al cugino inseparabile Michael Gavagnin, Pellestrina ha vissuto un momento straziante. La cerimonia funebre nella chiesa di Ognissanti a Pellestrina è stata partecipata e presieduta dal parroco Don Renato Ferretti, presente anche l'assessore comunale Alessandro Scarpamarta, che ha detto: questa mattina abbiamo partecipato al funerale di Johnny Vido, il ragazzo giovane che purtroppo è venuto a mancare in un brutto incidente qui a Pellestrina. Voglio fare innanzitutto le condoglianze alla famiglia, l'isola di Pellestrina, ma anche la città di Venezia è in lutto. Voglio anche ricordare Johnny per la persona, un giovane, un grande lavoratore, un pescatore pieno di vita, una persona buona che salutava tutti. Siamo vicini alla famiglia, dobbiamo fare le condoglianze. Johnny, ci mancherai. In chiesa una cerimonia semplice di poche parole, troppo il dolore e le lacrime. Sul fronte delle indagini la procura disporrà un accertamento tecnico non ripetibile dopo la collisione del barchino contro la diga. C'è infatti anche l'ipotesi che nell'incidente possa essere coinvolta una seconda imbarcazione che poi si è allontanata. Ed ora il caldo torrido, e con queste temperature vanno in sofferenza anche le sagre di paese. Abbiamo sentito Rino Furlan dell'Unione delle Proloco, che fa un'analisi della situazione. Le sagre di paese non sono semplici feste, sono il luogo dove una comunità si riconosce, il cibo della tradizione, le orchestre che suonano fino a tardi e le tavolate senza fine raccontano di un Veneto che resiste al tempo. È qui che si tramandano tradizioni, si ritrovano gli amici di sempre e per qualche sera un intero paese torna davvero a sentirsi famiglia. Ma il caldo sta minando alla radice anche questa sacca di resilienza, impattando non solo sulle persone ma anche sui mezzi tecnici impiegati. E con queste temperature ci sono manifestazioni
amministrazioni che vanno in difficoltà perché salta la corrente, i magnetotermici non sono in grado di tenere e in qualche caso poi la corrente non ritorna, per cui con difficoltà ad operare e con gente che logicamente se ne va. C'è questo caldo anomalo, questo caldo eccessivo che porta sicuramente scompensi e con difficoltà anche ad operare. Poi ovviamente ci sono i cali dovuti proprio alle difficoltà di uscire delle persone. In alcuni casi si risente di assenze di addirittura il 50%. E mi dicevano che la gente invece che uscire si rintana con l'aria climatizzata e quindi non presenzia, non partecipa. Diciamo che c'è una riduzione da quello che mi dicevano più del 50%. Nonostante tutto comunque io devo dire grazie ai volontari, ai 60.000 volontari che abbiamo in Veneto, ai 585 pro loco, perché nonostante tutto i sacrifici li fanno per creare quella socialità che noi non ci facciamo mancare, ma purtroppo il caldo è quello che fa da padrone in questo caso. Infine anche l'impatto della situazione geopolitica si è fatto sentire. Per le pro loco i prezzi dei prodotti sono aumentati, così come le bollette, ma partecipare a questi eventi significa tenere vive le comunità, sfidando anche i gradi di troppo. Secondo sabato di agosto ancora contrassegnato dal bollino nero sulle autostrade verso le località balneari. Sarà un altro weekend contrassegnato dal grande esodo d'agosto. Traffico da bollino nero domani sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con oltre 200.000 transiti previsti, prevalentemente in direzione delle località balneari di Veneto, Friuli Venezia Giulia e del confine di Stato, per coloro i quali sono diretti in Istria e Dalmazia. La concessionaria fa sapere in una nota di aver attivato una task force di oltre 300 operatori, rafforzando la presenza di personale ai caselli e attivando presidi sanitari. L'area più critica è la barriera di Trieste-Lisert, snodo per la Slovenia, la Croazia e il centro-est Europa, dove si attendono quasi 29.000 uscite. La chiusura della superstrada slovena H4 ha già incrementato il traffico del 14% nell'ultimo mese. In caso di lunghe code, i mezzi leggeri saranno deviati sulla A34 Villesse-Gorizia con l'ausilio della safety car della polizia stradale. Domenica è previsto traffico da bollino rosso con circa 169.000 veicoli in transito. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore domani dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Continuano i lavori di manutenzione straordinaria della rete tranviaria di Venezia, iniziati lo scorso 20 luglio dopo le sostituzioni di alcuni tratti di rotaia in piazzale Cialdini, viale San Marco San Giuliano e l'incrocio di via Olivi, Cappuccina e via Carducci. I lavori arrivano anche a piazzale Roma e dovrebbero terminare domani. Il servizio di linea T1 e T2 è sospeso e attivato con il servizio sostitutivo di bus. A causa dei cantieri le linee automobilistiche interessate al transito potranno subire rallentamenti e deviazioni di percorso. Importante annuncio dopo la visita all'ospedale IRCS San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia di Don Marco Belladelli, coordinatore della Commissione Pontificia per la Sanità. La società consortile Sette Pani sta muovendo i primi passi e avranno ricadute positive anche Venezia e il Lido. Un fondo di 300 milioni di euro da mettere a disposizione degli ospedali e strutture sanitarie cattoliche che si impegnano nella cura delle persone, garantendo un accesso libero e gratuito al servizio dei cittadini. È questo l'impegno forte e l'importante annuncio che Don Marco Belladelli, coordinatore della Commissione Pontificia sulla Sanità, ha dato al Lido di Venezia durante una visita all'ospedale IRCS San Camillo degli Alberoni. I primi passi sono più che incoraggianti, nel senso che abbiamo raggiunto appunto questo obiettivo della fondazione e siamo a buon punto. Già nei prossimi mesi saremo in grado di mettere a disposizione dei soci un fondo dedicato per le strutture sanitarie cattoliche. La Commissione Pontificia sulla Sanità è presieduta in Vaticano dal cardinale Pietro Parolin e questa attività avrà importanti ricadute anche a Venezia e in Veneto, in tutto il nostro nord-est. Le realtà che sono associate sono 7, ma abbiamo già un congruo numero di persone, di istituti, di enti che hanno chiesto di aderire. E quindi, come dire, nel giro, credo, entro Natale si dovrebbero raddoppiare i soci.
Il San Camillo, gestito dalle suore Manterrate di Pistoia, continua così la sua crescita con nuovi investimenti e tanti progetti, guidato dall'amministratore delegato Mario Bassano. Siamo un gruppo con 480 letti e circa 800 dipendenti, di cui una sessantina di ricercatori. Siamo molto orgogliosi perché questa è la prova che se si lavora bene probabilmente anche le strutture religiose riescono a riemergere da situazioni di particolare criticità in cui versavano. Siamo ora alla pagina dello sport. Calcio, continua la preparazione estiva degli arancio-nero-verdi che hanno ben figurato nelle prime amichevoli di lusso. A Ferragosto il primo impegno in Coppa Italia contro il Modena. Tra la presentazione ufficiale a Venezia, come lo scorso anno, e la tournée in Francia di questi giorni, il Venezia si avvicina a grandi passi alla nuova stagione 2026-2027 agli ordini del mister e condottiero Giovanni Stroppa, artefice insieme a Filippo Antonelli della promozione in Serie A, ma si lavora intensamente anche sul mercato. Già 13 nuovi acquisti con colpi di grande valore per puntare alla permanenza del club in Serie A. Primo impegno ufficiale sarà in Coppa Italia al Penzo a Ferragosto contro il Modena. La presentazione ufficiale, che lo scorso anno ha portato molta fortuna, è stata condotta dal giornalista Gianluca Di Marzio, legato alle nostre terre e grande esperto di calciomercato. Trovo sempre qualcosa di nuovo, trovo sempre qualcosa di visionario, trovo sempre un tassello in più che è stato realizzato, perché la squadra, la società, i dirigenti, la proprietà mantengono gli impegni. Questa è la cosa più importante che va sottolineata. E a proposito di mercato, grande regista del progetto Venezia con la presidente Francesca Bodi, seduta in prima fila alla presentazione, il direttore sportivo e general manager Filippo Antonelli, coadiuvato da Cristian Molinaro. Ancora una volta una dimostrazione di affetto da parte della nostra gente, a dimostrazione che si riconosce un lavoro che stiamo facendo come società, e questo a maggior ragione a noi dirigenti ci dà ancora più senso di responsabilità rispetto a quello che dobbiamo fare. Sappiamo che dobbiamo affrontare questa Serie A con grande equilibrio, mostrando solidità, coraggio e unità in tutti i settori. Poi un acquisto ufficializzato in diretta praticamente, Moreno della Fiorentina. Sì, siamo molto contenti, un ragazzo che seguivamo da tempo, abbiamo fatto una buona operazione, un'altra operazione a crescere il valore del club, quindi sono contento di questa operazione. E adesso ci sono un po' di giocatori in uscita? Sì, il mercato in uscita adesso verrà fatto. Sicuramente sono tutti ragazzi che hanno dato tanto a questi colori, quindi non è facile, però sappiamo, loro sanno, i loro agenti sanno che bisogna trovare delle soluzioni e le troveremo, abbiamo ancora un mese di tempo per farlo. È tutto, grazie per essere stati con noi, come sempre dopo la sigla il nostro meteo. Buon proseguimento su Antenna 3.